Sono anni che partecipiamo attraverso l'Accademia Veneta, presieduta da Marco Di Lello, che è anche vicepresidente di Polesani nel Mondo, ha una grande passione per la cultura e per questo settore in particolare. Quest'anno tra l'altro siamo stati presenti anche in Sudafrica nel mese di agosto e c'è questo appuntamento di fine settembre e primi di ottobre in Argentina che si ripete da più anni. È partita con l'Argentina questo progetto che toccherà anche l'Uruguay, toccherà anche il Brasile e altri paesi del Sud America e in cantiere anche una presenza in Australia. Quindi questa iniziativa che riporta al centro dell'attenzione quelle che sono le opere cinematografiche realizzate da veneti ha visto una partecipazione incredibile di persone, di soggetti anche che operano in questi paesi nel campo cinematografico ed è stato un modo anche per promuovere il nostro Veneto, la nostra cultura, ma anche nello stesso tempo di registrare come questi giovani, perché queste mostre queste rassegne cinematografiche come altre sono state fatte dal gruppo giovani dei Veneti nel mondo. Si sono arrangiati in tutto e quindi siamo contenti anche di tutto quell'indotto che hanno creato con i giovani di origine veneta presenti in questo paese.